Speciale elezioni amministrative 2021, abbiamo ospite oggi Eugenio Faldon con la lista Giorgia Meloni per Garbellotto, Fratelli d'Italia. Buongiorno Eugenio, e buongiorno benvenuto. a tutti. Allora, noi incominciamo immediatamente, noi diamo l'opportunità appunto a tutti i sindaci e ai candidati sindaci di poter rispondere a delle domande che abbiamo già inviato loro. La prima domanda prevede questo: come vede lei la città futura dal punto di vista architettonico per il cittadino, la viabilità sostenibile e anche a misura dei diversamente abili? Ecco, la vedo così, due punti. Allora, permetto che io vedo Conegliano in una situazione abbastanza complicata. Non che sia difficile da risolvere, ma la vedo complicata, e ogni cosa complicata deve essere, diciamo, risolta con degli schemi, piano piano, e con una dovizia anche di attenzioni. Conegliano di fondo vive dentro a una serie di vincoli. Un vincolo è la collina del Castello, un vincolo è la ferrovia, un vincolo è il Monticano e un vincolo ultimo è la circonvallazione. Bene, all'interno di tutto ciò noi abbiamo una città che negli anni si è sviluppata, si è ingrandita e ha diciamo anche espresso diverse tipologie di architetture, dall'architettura abitativa all'architettura commerciale, all'architettura anche produttiva. Non dimentichiamo che a questo proposito sono rimaste anche delle costruzioni e delle situazioni che provengono ancora dalla situazione industriale. Questo è il quadro che io vedo. Come adesso capirlo questo quadro? Io questo quadro andrei a cercarlo di capire nel 2021. Nel 2021, guardando anche alle esigenze delle persone, guardando a quelli che sono, diciamo, così anche i deficit che si sono in questi anni palesati all'interno della città. Una delle cose che si parla, e qui abbiamo una commistione poi fra l'altro, fra l'architettura, l'urbanistica, le proprietà, il commercio e tutta una serie di cose. Una delle cose che io trovo nel programma elettorale di Garbellotto è questo: 50 vetrine chiuse. 50 vetrine chiuse cosa che vuol dire? Vuol dire che io ho una serie di immobili che sono lì fermi. Questi immobili, anche dal punto di vista urbanistico, architettonico, devono essere mossi, devono essere in qualche modo riqualificati e riportati a vivere. Riportati a vivere cosa vuol dire? Vuol dire che devono essere di nuovo occupati da persone, da autori, diciamo così, di attività che possono poi dare anche servizi alla città. Io faccio un esempio. E mi viene sempre in mente la Conegliano storica, no? Abbiamo una via 20 settembre, la cosiddetta Contrada Granda, come si chiamava, che oggi vive in una specie di limbo, no? Anche lì negozi chiusi. Però, io dico una cosa, e qui andrei a vedere, a toccare quella che potrebbe essere una idea di riqualificazione che vado a proporre, no? Ed è questa. Via 20 settembre, così com'è, con i suoi portici, tutti i suoi negozi, negozietti, se messa a funzionare, può diventare e diventa un ottimo centro commerciale. Vabbè, centro commerciale perché? Perché posso avere dentro a questo ambito una serie di attività, di negozi, anche attività di tipo piccolo artigianale, come era una volta, e anche attività di altro genere. Poi dal sarto, non so, il pellicciaio, l'ebanista, vabbè, tutti. Questo comunque è un tema che bisognerebbe approfondire con parecchio più spazio. Sì. Abbiamo 5 domande. Sì. In questa, lei, Faldon,
lei è parente del famoso Don Nilo Faldon? Sì, nipote. E allora ci può dire Don Nilo cosa aveva previsto già qualche anno fa? Don Nilo aveva previsto qualche anno fa di, diciamo, riprendere per mano questa città e ridarle, diciamo, anche delle, così, delle dritte, no? Oggi diremmo di dare delle dritte e delle idee perché questa città si possa muovere. Io qua ho con me, ve lo faccio anche vedere, questo volume che penso molti cornelianesi conoscono ed è la raccolta degli antichi statuti e le provvigioni ducali della magnifica comunità di Conegliano. Queste sono le regole che come si dice, sostenevano e regolavano Conegliano. Cioè Don Nilo, prendendo spunto da qua, dice, è molto interessante. Qui dentro noi leggiamo fra le righe una città viva, una città che produce, una città che punisce anche, però premia anche, una città che difende anche il cittadino. Cioè, diciamo, è un crogiuolo di idee e di comportamenti che oggi io personalmente andrei a riproporre, non così tout court, perché chiaramente non è possibile in quanto il Medioevo è passato, però di dare questa idea e soprattutto dare delle, come si dice, delle direzioni a chi deve pensare al bene della città, al bene pubblico, per poterla mettere in movimento. Questo è quello. Penso che Don Nilo, io ho avuto modo di conoscerlo, è un grande storico, è una grande persona, prevedeva anche un'architettura della città a misura d'uomo e di handicap. Perciò su questo punto vorrei che lei dicesse le ultime parole, poi passiamo alla seconda domanda. Handicap. Allora, parlo anche perché anch'io ho vissuto una grave malattia e ho provato certe cose, no? Allora penso, il centro di Conegliano per la persona handicappata, chiamiamola così, o disabile, che si voglia, è diciamo un po' anche difficile da praticare, anche per chi spinge la carrozzina, no? Perché dovremmo avere un reticolo di passaggi e di spostamenti, squinci, per far sì che queste persone che vengono spinte talvolta anche da persone più anziane, no? Le quali poverine hanno la forza fin là, che possano avere una certa agevolezza, no? nel muoversi. Come torniamo a via 20 settembre, voi pensate di poter spingere una carrozzina, un anziano che ha il figlio tetraplegico o cosa, su per la salita della Fontana dei Cavalli, no? Diciamo così. È una fatica per questa persona arrivare su. Non diciamo di andare su per la scalinata degli Alpini o fare altri percorsi. Però tutte queste piccole cose, diciamo così, apparentemente sono piccole cose che possono essere risolte. Possono essere risolte in una riqualificazione anche della viabilità, perché uno che è disabile, anche che sia cardiopatico, no? Che possa avvicinarsi a determinati luoghi anche con la macchina e poter spostarsi in poco tempo e in poco spazio in maniera agevole. Allora abbiamo stabilito che bisogna fare attenzione nello studiare la città a misura d'uomo, a misura disabilità, di un'architettura che preveda l'agevolazione anche per l'handicap. Passiamo alla seconda domanda. Sì. E qui possiamo parlare ancora di disabilità, Sì. perché abbiamo la sanità, Sì. e molto velocemente perché poi ne abbiamo ancora tre, la disabilità, il sociale, la sanità, disabilità e sociale. Allora, sanità. Parlo, ed è uno dei motivi per cui mi sono messo in gioco, pur nelle mie condizioni fisiche, parlo per vissuto, no? Allora, sanità. Allora, ho constatato che in Italia noi abbiamo due tipi di sanità. Una sanità di base che, ahimè, ha delle manchevolezze e una sanità più alta di eccellenza, no? Io parlo subito della sanità, quella di base, quella che abbiamo bisogno tutti i giorni. E tutti i giorni anche la persona che sta male o che
di salute è precaria, ne ha bisogno. Allora c'è l'avvicinamento, di avvicinarsi all'ospedale o al medico, alle cure mediche o che ne so, e a tante altre cose di questo genere. E attenzione, ho avuto la fortuna a Conegliano di essere sostenuto da un paio di associazioni, uno l'AIL e uno la LILT, proprio nell'aiutarmi in questo tipo di situazione. E hanno fatto della sanità con degli operatori che non sono dei medici, ma ben preparati, che mi hanno portato all'ospedale, mi hanno curato, cioè mi hanno seguito. Bene, io dico, questa è uno di quei punti che l'amministrazione prossima dovrà curare e anche discutere ad un tavolo con i vari attori, no? Perché dare sanità e dare sicurezza in questa piccola sanità, io dico dare sicurezza a questa piccola sanità, no? È molto importante, perché ci sono anche gli anziani, ci sono anche bambini che non stanno tanto bene, i genitori devono sempre portarli avanti e indietro, Certo. cioè, tutte queste cose. Questo è un punto che, secondo mio vedere, deve essere preso in grande considerazione. Il sociale? Beh, il sociale io lo vedo così. Il sociale deve, come diciamo per aderenza con queste associazioni che ho appena nominato, nel sociale poi abbiamo altre associazioni Che lavorano. La LILT è importantissimo, sì, perché fa un servizio di necessità che è molto importante. Che permetto, certo, se fosse pagato dall'ente, costerebbe parecchio, ecco, no? Altre associazioni sono anche un'associazione sportiva che accoglie dei ragazzini, che fa fare dello sport, che li educa, perché tante volte certo tipo di educazione che la scuola non riesce a dare. Lei mi è passato già la domanda, sport e associazioni. Sì, vabbè, sì, però è vero. Nelle associazioni troviamo questo, però attenzione, ci sono anche poi delle associazioni del fare, no? Associazioni che tipo, io ho vissuto nei tempi che furono al mio paese, l'associazione era Pro Loco, no? E in Pro Loco facevamo un po' di tutto, no? Dar fuori vino e salsicce, ma anche dover anche pitturare, dipingere, lavorare, cioè usare anche le mani. Voi pensate oggi di prendere un ragazzo che magari è a casa, si annoia, vuole vedere fare qualche cosa, lo porti lì e gli fanno fare, cioè dipingi quel pezzo di parete, batti questi chiodi, porta fuori questo, sistema questo. Ma no? lei come amministrazione darebbe grande sostegno alle associazioni? Lei lo sa che è patrimonio del Veneto l'associazionismo, nel Veneto abbiamo un grande patrimonio di volontari. Lei ritiene che la nuova amministrazione deve dare più attenzione proprio per aiutare? Quindi abbiamo 350 circa associazioni in Conegliano, tra associazioni culturali, associazioni ludiche, associazioni sportive, perciò sono tutte da seguire per il loro settore. Allora, io ho fatto questa premessa, no? Le associazioni devono essere seguite e devono essere anche seguite dando ad ognuna, secondo il mio punto di vista, il giusto peso e il giusto aiuto, perché un'associazione che sì, è ludica e fa anche poco, voi capite che assorbirebbe delle risorse che, se fossero utilizzate su un'altra associazione dove si fa delle altre cose, darebbero altri frutti. Comunque l'associazionismo è basilare per quello che anche abbiamo detto prima, perché molte attività che sono sostenute dalle associazioni, se fossero pagate dall'ente, sarebbero un salasso. Certo. Ecco perché patrimonio, sì, il volontario dovrebbe diventare patrimonio dell'umanità. Anche dell'UNESCO? Anche dell'UNESCO. Perché c'è della cultura dentro. Il territorio, il turismo e il territorio. Sì. Allora, qui siamo in una zona un po' così d'ombra. Parlo per esperienze viste e vissute da altre parti, in altri luoghi d'Italia, ma anche d'Europa, no? Noi abbiamo una potenzialità in Conegliano che è altissima ed è dovuta a
opere d'arte anche che abbiamo. Ci sono delle possibilità di accedere a determinati siti, a determinate cose, ma anche e soprattutto questa cultura che è stata innescata dal vino, no? E queste colline dell'UNESCO e tutta questa serie e concatenazione di fattori sono fatti apposta, sembra quasi, per attirare le persone. Ma per attirare le persone io devo anche dare una certa ricettività. E la ricettività, tutto sommato, credo che potremmo anche trovarla nel sistema dei cosiddetti bed and breakfast. Se portati poi nel centro storico, tu fai vedere centro storico alle persone, gli dai alloggio, gli dai anche cibo e l'assaggio di un vino, diventa tutto un mix che la gente viene anche per questo. L'altra questione che io vado così a vedere anche di tipo culturale che noi abbiamo a Conegliano, abbiamo una cosa che io ce l'ho in testa da molto, anche perché avendo organizzato a suo tempo concerti per queste associazioni che mi hanno aiutato, noi abbiamo quel teatro accademia in mezzo alla città, una bellissima cosa, un bellissimo palazzo, diciamo, struttura, che se messo a funzionare, però bisogna anche lì che ci sia un accordo, un discorso fra amministrazione e proprietà, perché bisogna sempre rispettare la proprietà, no? Farlo funzionare, ma far funzionare una... No, diciamo che c'è sempre stato un accordo tra proprietà e locali. Poi negli ultimi 2 anni abbiamo avuto purtroppo il Covid. una grande Io pandemia. sto andando un passo avanti, Sì. e il passo avanti è questo, di mettere veramente a posto, cioè spendere e trovare anche le risorse, perché oggi le risorse probabilmente si possono anche trovare con una serie di attività, no? E di metterlo proprio a posto, ristrutturarlo al suo interno, vuoi per l'acustica, vuoi per l'arredamento, vuoi per tante cose. Perché una struttura così che comincia a portarti anche 500-600 persone a settimana a vedere qualche cosa o ascoltare un concerto, li porti a Conegliano, vedono Conegliano e sono, diciamo, attratti da e quando escono dicono sono stato a Conegliano e ho visto. Cioè questo è una, diciamo, magnete, se vogliamo, che potrebbe innescare, che può innescare qualche cosa di veramente valido. Dico, siamo in una serie di situazioni che messe tutte assieme, forse ognuna presa da sé non dice niente, ma messe tutte assieme possono veramente far decollare questa città, insomma. Io capisco che ci vorrebbe qualche ora per valutare, per vagliare quelle che sono anche le idee dei candidati di un certo livello come lei, insomma. Però il tempo è tiranno e vorrei sapere, vorrei capire, e qui le do anche un po' di spazio, perché la dovrebbero votare. Allora no, perché sono bello, no, mi dovrebbero votare per una scelta mia, no, che ho fatto. Io all'inizio non volevo partecipare, no, perché così, poi sono stato convinto a partecipare. La cosa che mi ha tirato dentro è sempre un qualche cosa che trovo qua negli appunti di mio zio. No? Scusate, ma quest'anno è il centenario anche della nascita. Ah sì, a proposito. Sì, a proposito. No? Molto importante. Ecco. Io mi ricordo di suo zio perché nel lontano 87 l'ho intervistato in Radio Conegliano e per me è stata una grande, come si può dire, un grande onore trovarmi davanti a un personaggio così importante, insomma, così. Sapeva anche parlare. Sapeva anche parlare. Io no, ma lui sapeva parlare. Allora, io prendo 4-5 righe che mi lascia su questo appunto. Questo appunto suo con delle
correzioni delle cose, no? A questo punto è stato fatto per una pubblicazione che lui fece nel periodo di questa ultima pubblicazione degli statuti, no? Perché probabilmente lui l'ha pubblicata su un organo di stampa. Insomma. Allora, dice questo, e mi porta dentro ad una situazione di ordine etico, morale, no? Per cui io mi spendo per una questione etica e morale, e dice questo, no? Uno dei comportamenti con i quali i responsabili della cosa pubblica manifestano la concreta e fattiva dedizione è quella di non spendere nel maggior consiglio, cioè andare in consiglio comunale, no? Al loro maggior consiglio, al quale gli eletti devono partecipare sempre, no? Sotto pena di una multa, troppe parole colorate e belle, ma di esporre le cose dinanzi a tutti con molta semplicità, concretezza e franchezza. E poi, assolutamente vietato ripetere quello che gli altri hanno già esposto in maniera esauriente. Compito doveroso ed importante è di provvedere alla custodia della terra di Conegliano e da tutti quei lavoratori del comune che devono realmente essere fatti. Lavori del comune, scusate, che devono essere realmente fatti. Soprattutto bisogna poi impegnarsi con ogni diligenza e con somma onestà a realizzarli. Questo è, diciamo, il mio piccolo credo per cui mi sono esposto. E pertanto dovrebbero votarla proprio perché lei crede nella vicinanza al cittadino e nel realizzare le cose del quale il cittadino necessita. Sì. Giusto. Io la ringrazio Eugenio, spero di averla ancora, avere l'opportunità di sentirla ancora, ma magari per parlare di altre cose, Sì. sempre riguardanti il sociale, le persone, i 100 anni magari di... Sì, di adesso loro. si sta avvicinando qualche cosa, avremo qualche cosa, ma insomma io cerco sempre, se posso, di fare un discorso con uno sfondo culturale. Che abbia La ringrazio e le auguro in bocca al lupo. Grazie, grazie.